Noi donne di Coldiretti siamo arrivate qui al Brennero oggi per dire stop alle importazioni sleali. Dobbiamo difendere il vero Made in Italy che oggi è sotto attacco. No fake in Italy. Sono arrivati da tutta Italia gli agricoltori di Coldiretti. Da questa mattina sono in protesta al Brennero lungo il confine per fermare l'ingresso del falso Made in Italy. Tra di loro ci sono centinaia di agricoltori padovani che presideranno a turno il valico per verificare insieme alle forze dell'ordine i carichi di camion e tir provenienti dall'estero. Vogliamo anche lanciare un'importante iniziativa con una raccolta firme per una legge di iniziativa popolare europea che coinvolge l'Italia e altri paesi per chiedere e pretendere l'etichettatura dell'origine obbligatoria in tutti i prodotti alimentari, estendendo quindi la normativa che l'Italia ha già avuto come da apripista negli anni passati e che oggi deve diventare estesa a tutti gli altri prodotti per garantire trasparenza e tracciabilità al consumatore che oggi ha fame di Made in Italy ma che purtroppo trova invece tanto falso Made in Italy che danneggia i nostri imprenditori. La Coldiretti Veneto vuole con questo presidio richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica per rivendicare il diritto di conoscere la provenienza dei prodotti in etichetta.